Gli agrigentini denunciano altri concittadini. Per la prima volta forse possiamo dire che è calato il grado di omertà. Adesso un potenziale assembramento interessa, fa paura e viene denunciato. Segnalazioni così sono partite per le frazioni di San Leone, Bibirri e Fontanelle. Ad accorrere cercando di fare in modo che vengano rispettate e concretamente messe in atto le prescrizioni anti-Covid sono state le pattuglie della Polizia Municipale di Agrigento. Gli agenti sono intervenuti anche all'ufficio anagrafe di Piazza Gallo, dove per il rilascio di certificati si sono registrati troppi gruppi di presenti senza alcuna distanza interpersonale. I vigili urbani da giorni e giorni ormai stanno cercando di informare ed educare i cittadini, soprattutto i più giovani. Lo ha chiesto durante un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il prefetto Maria Rita Cocciufa. Controlli anti-assembramento nelle ultime ore sono stati fatti in maniera più o meno mirata anche dai poliziotti della sezione volanti e della questura, nonché da quelli di tutti i commissariati e dai carabinieri. A preoccupare sono appunto i giovani e i luoghi che fino a prima dell'emergenza sanitaria erano abitualmente location di ritrovo e divertimento. Appare scontato che dopo questi giorni di transizione tutte le forze dell'ordine passeranno alla repressione per casi di eventuali assembramenti. I militari dell'Arma hanno già proceduto a fare complessivamente 20 sanzioni da 500 euro. Il messaggio da più fonti è stato chiaro. Il rischio di contagio non può dirsi non ancora archiviato, ecco perché appunto c'è un continuo sistematico richiamo a rispettare le prescrizioni. Ci sono poi realtà come quella di Licata dove l'amministrazione ha deciso di istituire un vigile urbano di quartiere per garantire il distanziamento sociale. E la prima settimana di giugno parte la stagione balneare. Preoccupati sono anche i sindaci su quali ricadrebbe la competenza di controllare le spiagge libere. È evidente che un'attività di pattugliamento puntuale di tutta la costa è impensabile.